Diventa insostenibile la cosa. Dovremmo fare, secondo me, un'azione tutti assieme, perché l'azione singola del Comune di Fara di Soligo non va da nessuna parte, ma dovremmo pensare bene tutti quanti quali politiche anche di protesta mettere in piedi, perché ripeto, così non si può più andare avanti. Per il sindaco di Farra di Soligo il tempo delle riunioni è finito. L'ultima, il 16 settembre scorso a Treviso, aveva visto i primi cittadini, non solo della Marca, mettere sul piatto tutte le difficoltà di un periodo tremendo. Ma mentre si attende che la politica intervenga, le bollette shock continuano ad arrivare. Questa mattina è arrivata, diciamo, la seconda bolletta, quindi quella di agosto, perché del mese di luglio erano arrivati 35.000 euro a fronte dei 9.000 dello scorso anno. Questa mattina invece quella di agosto e stiamo parlando di una cifra di 41.000 euro. Una bolletta di sole energia aumentata di quasi il 200%. Un aumento pauroso, dice il sindaco, se si pensa che queste cifre arriveranno anche a tutti gli enti locali. Preoccupazione alta anche per le aziende, soprattutto le famiglie e gli anziani. Dal 1 ottobre la bolletta in Italia avrà una maggiorazione media del 59% e per una famiglia media un raddoppio della spesa energetica già sicuro. Questa mattina ho ricevuto una signora che mi ha fatto vedere la pensione minima di 550 euro e una bolletta di 180 euro. Quindi io sono seriamente preoccupato. Una bolletta, quella arrivata al sindaco, che prende in considerazione solo il costo dell'energia elettrica. Per gli enti pubblici, infatti, l'anno termico inizia da metà ottobre e i timori di non riuscire a pagare anche il gas sono tanti. Impensabile, continua il sindaco, l'ipotesi di tagliare appalti e servizi ai cittadini. È di un mese fa la lettera che Perencina aveva inviato al presidente Draghi per lanciare un grido d'allarme descrivendo già una situazione insostenibile. Necessari interventi del governo per far fronte all'emergenza. È un grido veramente d'allarme di un piccolo comune, ma non possiamo neanche continuare a stare zitti. Qui bisogna che la politica intervenga, ma intervenga subito per mettere un freno. Perché se già adesso siamo in difficoltà noi enti pubblici a pagare le bollette e dobbiamo essere lì ogni mese a fare variazioni di bilancio per inserire liquidità, per pagare costi dell'energia elettrica che sono aumentati, triplicati, quadruplicati, e com'è che arriveremo a fine anno, tenendo presente che ancora non abbiamo i costi del gas e del riscaldamento, con le scuole che sono già partite? Ed è per questo che il sindaco ribadisce la necessità della protesta, perché la politica intervenga se non è già tardi. Si faccia presto, e si faccia presto vuol dire che probabilmente doveva già essere fatto.